La CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna, per mezzo della segretaria Carmela Petralia, interviene oggi sulla situazione idrica nelle province di Agrigento, Caltanissette ed Enna, che non fa che aggravare una condizione di fragilità e marginalità produttiva, economica e sociale che investe da anni queste aree interne, invasi semivuoti e precipitazioni scarse, ma intanto nelle condotte delle 3 province si continua a disperdere oltre il 50% dell'acqua immessa. Il riutilizzo dei reflui per l'agricoltura è quasi un miraggio, mettendo in sofferenza agricoltori e allevatori, anche perché non sono in funzione i depuratori. La rete idrica è fatiscente, tanto che ogni 2 giorni c'è una comunicazione di interruzione di acqua, gli invasi sono insufficienti e inadeguati, e questo è lo scenario attuale che si intreccia con altre questioni ataviche presenti nelle 3 province, Agrigento, Caltanissette ed Enna, collegamenti viari desueti, riduzione della popolazione residenti dei livelli occupazionali, aumento della disoccupazione, ridimensionamento della ricchezza generale, deterioramento della qualità della vita e dei servizi al cittadino e alle imprese. Da mesi ormai per la CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna si registra una mancanza di acqua a causa della siccità, ma è chiaro a tutti che il problema non è solo la scarsità di precipitazioni piovose, la mancata programmazione rispetto alle infrastrutture che insistono sui territori e sulle quali da diversi decenni non si fanno gli interventi opportuni. Le risorse, continua la CISL, ci sono e ci sono state anche in passato, ma il problema reale è che non sono state utilizzate. Nei territori di Agrigento, Caltanissette ed Enna c'è la presenza di un buon numero di dighe, eppure le stesse non sono utilizzate per la loro capienza, perché piene di sabbia e detriti, che non si è provveduto a svuotare l'acqua che arriva e viene riversata in mare. È chiaro che con la giusta, soprattutto tempestiva, pulizia degli invasi, oltre alla manutenzione ordinaria delle tubature, non si sarebbe parlato oggi di crisi idrica. Non è possibile intervenire solo quando si palesa l'emergenza. Le istituzioni locali di propria competenza hanno il dovere di intervenire in maniera celere, perché a volte il problema non è la mancanza dei fondi, ma il loro mancato utilizzo per responsabilità delle istituzioni. I servizi idrici sono un'attività industriale che deve essere organizzata, gestita e regolata, e per farlo servono competenze e istituzioni attente, senza dimenticare che oltre al danno c'è la beffa. La CISL continua: come cittadini di Agrigento, Caltanissette ed Enna devono pagare le tariffe superiori al doppio della media nazionale. Al fine di vedere nuovi aumenti è necessario che i gestori dell'acqua utilizzino più risorse pubbliche, riducendo progressivamente gli investimenti privati che invece pesano sulle tasche degli utenti, abbassando il prezzo di acquisto dell'acqua da parte di Sicilacque. Sarebbe opportuno, conclude la CISL, come già fatto a livello regionale e avviato dalla prefettura di Enna per il prossimo 14 maggio, attivare tavoli tra le istituzioni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali per fare il punto sulla crisi idrica in atto, allargando la platea della rappresentanza a tutte le categorie, con le ATI, per verificare lo stato degli investimenti nei nostri territori.